Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato a tutti voi. La cronaca in primo piano, torniamo a parlare della strage del bus di Mestre con la chiusura dell'inchiesta dopo 2 anni e la procura che mette sotto inchiesta 7 dirigenti del Comune di Venezia, mentre non figura tra questi il nome dell'amministratore delegato della società La Linea, proprietaria dell'autobus incriminato in questa terribile vicenda, e quindi la procura che si è concentrata proprio su quel guardrail e quindi sulla manutenzione del guardrail. Dovranno rispondere a vario titolo dei reati di crollo colposo, omicidio e lesioni colpose anche stradali. Dopo più di 2 anni, la Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di 7 dirigenti del comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Quella drammatica notte si verificò uno dei disastri stradali più gravi nella storia di Venezia. Nell'incidente morirono 22 persone, tutti turisti stranieri in vacanza e un italiano, l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Altri 14 passeggeri rimasero feriti. Gli indagati, saliti da 4 a 7, sono come detto dirigenti del Comune di Venezia, mentre non figura nell'atto della Procura il nome di Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea, proprietaria dell'autobus, la cui posizione potrebbe essere stata stralciata in vista della possibile archiviazione. Ai dirigenti comunali si contesta negligenza, imprudenza e imperizia per non aver programmato, promosso, attivato costanti controlli sullo stato del cavalcavia. Secondo i PM, in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti, gli indagati non avrebbero monitorato adeguatamente il cavalcavia e disposto appropriati interventi almeno di manutenzione. Data la presenza di un varco nella barriera stradale e lo stato complessivo di deterioramento della stessa, avrebbero quindi contribuito a mantenere una situazione di pericolo strutturale. La Procura ha ricostruito che l'autobus andò a sbattere sul guardrail posto alla destra della carreggiata per un tratto di circa 50 metri, fino a quando, trovando un varco di circa 2,40 metri sul guardrail, sviava verso destra rompendo il guardrail stesso. Questo a causa dell'interruzione della barriera e della mancanza di sistemi di contenimento, provocava così la caduta del mezzo dal cavalcavia. I dirigenti del Comune di Venezia rivendicano invece la correttezza del proprio operato e la propria totale estraneità ai fatti e agli addebiti. Esprimendo meraviglia, i loro avvocati scrivono in una nota: la Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti comunali, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Stupisce, aggiungono i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata nonostante i chiari esiti a cui sono giunti gli accertamenti. Quindi una vicenda di cui si continuerà ovviamente a parlare, e poi c'è invece per una inchiesta che vede la sua chiusura con questi indagati, una vicenda che resta ancora apertissima. Parliamo del giallo di Torri di Quartesolo, mentre le condizioni di Diana Canevarolo, la 49enne padovana, trovata in una pozza di sangue all'alba di giovedì nel cortile del condominio Torri di Quartesolo, le sue condizioni restano gravissime, anzi la vita di questa 49enne è ormai appesa a un filo, ci sono pochissime purtroppo speranze che se la possa cavare, resta ancora aperto il giallo su cosa sia accaduto, tutte le piste aperte dall'azione violenta a una caduta accidentale. Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni in rianimazione al San Bortolo, che è stata trovata riversa nel cortile di un condominio a Torri di Quartesolo in una pozza di sangue con un importante trauma cranico. Vicenda che resta ancora tutta da chiarire, al vaglio degli investigatori, scientifica e uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio l'area condominiale cercando elementi utili alla ricostruzione dei fatti, anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza privata, raccogliendo tracce e testimonianze di chi abita in zona. Nulla, ho sentito nulla. L'ho saputo io ai 10 che stavo andando al lavoro, ho visto che c'erano qua i poliziotti e
non so altro. A dare l'allarme il compagno della donna. Arrivati sul posto i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e immediatamente ricoverata in condizioni disperate. Il procuratore capo Lino Giorgio Bruno conferma la massima cautela. Al momento nessuna pista è esclusa. Intanto anche il primo cittadino auspica si faccia luce sulla vicenda. E questi sono momenti in cui non bisogna attaccarsi al particolare, ma aspettare davvero che la verità venga fuori. Da Padova la cronaca giudiziaria, continuano le indagini su un medico dell'ospedale di Padova accusato di abusi sessuali da parte di 3 pazienti e si è fatta avanti anche una 4ª vittima. Si allunga la lista delle presunte vittime di abusi sessuali da parte di un medico del reparto di infettivologia dell'ospedale di Padova che è indagato per violenza sessuale continuata e aggravata. Il professionista era stato sospeso dopo la 3ª denuncia nei suoi confronti. Ora si sarebbe fatta avanti anche una 4ª persona. Si tratta di un medico specializzando all'epoca dei fatti che si è rivolto alla procura di Padova dopo aver saputo dell'indagine sul professionista. Ha raccontato che anche nei suoi confronti l'infettivologo aveva allungato le mani in modo esplicito in un momento in cui i due, per questioni di lavoro, erano rimasti da soli. Il suo racconto combacia in molti aspetti con quello di altri 3 uomini che per primi avevano denunciato gli abusi. La 4ª vittima verrà dunque ascoltata dai carabinieri del NAS e dal pubblico ministero titolare delle indagini. Le prime 2 denunce risalgono al 2023 ma erano state archiviate, poi dopo la 3ª denuncia l'indagine era stata riaperta portando alla sospensione del medico. Le prime 3 vittime erano pazienti toccati nelle parti intime durante le visite, manovre non previste dalla tipologia di controllo che il medico stava effettuando. E poi la terribile storia che viene dalla cronaca giudiziaria di Treviso, convinti a inviare foto e video Osé, una nuova udienza in tribunale a carico di un pakistano 22enne accusato di pedopornografia minorile. Le vittime sono 2 tredicenni del trevigiano. In aula a parlare è stata la mamma di una delle vittime. Le parole terribili della bambina, 13 anni, terrorizzata dal 22enne pakistano. Mia figlia è venuta a svegliarmi, faceva fatica a respirare. Mamma, ti prego, fermalo. Il giorno dopo la donna si è recata dalle forze dell'ordine per presentare la denuncia. Le 2 piccole vittime sono entrambi residenti nel Monte Bellunese, agganciate dal giovane straniero tramite la piattaforma Instagram, corteggiate e poi convinte a inviargli foto e video Osé, fino a quando le ragazzine hanno detto basta. A quel punto sono scattate le minacce: se non invii altri video e foto metto tutto online e chiunque potrà vederti. I fatti erano avvenuti tra giugno e l'agosto del 2020. Il 22enne residente in Toscana era scomparso subito dopo l'apertura del processo. La piaga dei furti, una pagina che è sempre più ampia purtroppo in tutte le province. Proprio in queste ore intanto il neogovernatore del Veneto Alberto Stefani ha annunciato che insieme a Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, si recherà a Roma dal ministro Piantedosi per chiedere maggiori risorse, maggiori rinforzi per le città assediate dai furti in Veneto. Ripartiamo da Monteberico a Vicenza. Chiediamo l'installazione di telecamere di videosorveglianza, dei targa system, dei portali targa system, perché la zona è completamente sguarnita. A prescindere, ripeto, dall'illuminazione che è scarsa, serve un deterrente importante per evitare che queste bande criminali continuino imperterriti nelle loro azioni. È la richiesta dei residenti della zona di Monteberico, di fatto sotto assedio continuo dai ladri. Una decina di furti e tentati furti negli ultimi 15 giorni. Per questo i cittadini tornano a chiedere strumenti efficaci per difendersi dai veri e propri professionisti del settore. Abbiamo fatto approvare all'unanimità proprio questa proposta 2 anni fa a tutto il Consiglio Comunale. Purtroppo ad oggi non sono ancora arrivate risposte dalla parte dell'amministrazione. Ultimamente la parte bassa di Viale Dante e Via Poliziano, perché Via Poliziano è una via abbastanza buia con le scalette in mezzo, quindi la utilizzano come punto per mettere giù proprio gli addetti al settore. E dai video che abbiamo visto si somigliano sempre, sono snelli, atletici, saltano i cancelli alla velocità della luce, sono veramente preparati. Per questo poter contare anche su immagini di auto e soggetti sospetti potrebbe rappresentare un efficace deterrente. Abbiamo lanciato questa petizione, questa raccolta firme, che in poche ore siamo già a oltre un centinaio di firme raccolte, proprio per sensibilizzare l'amministrazione. Oltre alla possibilità di firmare la petizione in forma cartacea, l'abbiamo lanciata anche
online per comodità, basta entrare sul sito change.org, questo è il titolo della petizione da firmare e seguire le istruzioni, è molto semplice. Nel 2026 avremo il Giubileo proprio qui a Montebelico, quindi serve un'attenzione maggiore non solo comunque per residenti e cittadini, ma tutti i pellegrini che verranno da fuori a visitare il nostro santuario e comunque tutta Vicenza. Da Vicenza a Padova, anzi Piombino Dese, con la paura dopo la rapina violenta al supermercato Prix. Si tratta della seconda rapina ai danni di un supermercato in pochi giorni. Dopo quella avvenuta alla Lì di via Tre Garofani, nel quartiere di Madonna Pellegrina a Padova, dove un bandito aveva puntato il coltello contro un dipendente per farsi consegnare l'incasso, anche il Prix di via Pacinotti a Piombino Dese è finito nel mirino dei ladri. 2 malviventi armati di punteruole e quella che si presume fosse una pistola a scacciacani hanno minacciato una cassiera costringendola a consegnargli l'incasso della giornata. Il bottino intascato, prima della fuga in auto, è ancora in fase di quantificazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento della dipendente è stato grande, tanto da non presentarsi al lavoro il giorno seguente per lo shock. Le forze dell'ordine sanno benissimo chi sono queste persone, o perlomeno non personalmente non sanno chi sono, ma da dove vengono e sanno qual è il giro che fanno, nel senso che arrivano a settembre e tornano a casa con il bottino per Natale. Certo che ci vorrebbe ancora, il governo dovrebbe continuare con una stretta sicuramente sulla punibilità di questo tipo di reati. Abbiamo una rete molto fitta di varchi stradali, per cui io sono molto fiducioso che quell'auto che è stata usata sicuramente ne è stato seguito il percorso, perché qui nell'Alta Padovana con la Federazione dei Comuni veramente abbiamo tantissimi varchi con le telecamere che registrano marche, modello e numeri di targa, per cui insomma da qualche parte a qualche soluzione dovremmo arrivarci. La piaga di rapine e furti anche in abitazioni si protrae ormai da mesi e i cittadini sono più che mai esasperati. Sono tipi di furto mordi e fuggi, sia come quelli anche dentro le abitazioni, sono dei topi veri e propri d'appartamento, vanno senza nessun criterio, senza nessuna organizzazione secondo me, anche all'ora di cena mentre la gente è seduta in tavola a cena, quindi non hanno paura di niente. Torneremo fra poco a parlare della piaga dei furti nelle abitazioni, prima però torniamo a parlare invece di un altro tema che è quello della sicurezza stradale. Sono passati 100 giorni dalla morte di Stefano Angonese, travolto da un'auto mentre passeggiava con un amico a poca distanza dalla sua abitazione a Tortima di Lusiana Conco. Domani la comunità lo ricorderà con una cerimonia alla quale parteciperanno anche dei monaci buddisti. Vanessa Banzato è con il fratello di Stefano, Samuele. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, domani sarà una grande festa per ricordare Stefano Angonese, il piccolo Stefano, ma avrà anche un significato in più, perché ci sarà proprio una vera e propria cerimonia buddista per far sì, abbiamo sentito proprio anche dalla mamma di Stefano che abbiamo incontrato poco fa, perché qua stanno lavorando per preparare tutta l'ambientazione per questa cerimonia importante, per far sì che lo spirito di Stefano possa riposare in pace nel suo paradiso. Con me Samuele Angonese, il fratello che abbiamo incontrato tante volte, il fratello che è stata la prima persona che ci ha raccontato quel dramma, quel terribile 7 settembre, domenica 7 settembre, tra l'altro domani una coincidenza, sarà ancora domenica 7 settembre, per ricordare, per far sì che lo spirito di Stefano possa arrivare al suo paradiso. Sarà una grande cerimonia, una grande festa domani. Adesso siete al lavoro, i familiari, gli amici, i parenti, per sistemare, preparare un po' tutto, ma cosa si farà domani? Domani abbiamo deciso di unire le due culture di Stefano, perché era per metà thailandese e per metà italiano. Abbiamo deciso di fare questa cerimonia che in Thailandia ha un significato molto sentito, perché nei 100 giorni, anche se questi sono 90, abbiamo, come si può dire, la sua assunzione col suo karma che lo porterà nel paradiso, come nella tradizione buddista thailandese, e per questo abbiamo chiesto alla comunità thailandese, in primis ai monaci del Tempio di Treviso,
se ci aiutano con questa cerimonia. Hanno tutti detto di sì, anche con grande entusiasmo, e per questo sarà una cerimonia aperta a tutti. Avremo anche un buffet thailandese per far assaporare un percorso culinario che identifica anche Stefano, visto nei suoi viaggi in Thailandia ha provato tutti i vari cibi che porteremo. E poi stiamo allestendo una sala dove si farà sia la cerimonia, ma anche dove tutti gli ospiti potranno pranzare nel caldo. Infatti abbiamo preparato delle tavole e dei posti a sedere. Tra l'altro qui, proprio qui si terrà la cerimonia, qui ci sarà il monaco buddista che avvierà le preghiere per Stefano. Esatto, qui abbiamo gli altarini che verranno dedicati a Buddha, mentre nella parte qui abbiamo un cavalletto con la foto di Stefano, dove pregheremo per portare la sua anima nel paradiso. Tra l'altro si diceva anche che proprio anche l'amministrazione, la comunità di Lusiana Conco di Tortima è stata vicinissima in ogni passaggio, passo proprio vi è stata accanto e ha fatto sì che si potesse realizzare questo momento. Esatto, infatti ringrazio tutta la comunità, perché senza di loro non avremmo mai potuto organizzarla, quindi ringrazio sentitamente tutti e tutta la comunità. Se volete siete tutti invitati. Stefano sarebbe felice di questo momento. Stefano sarebbe felice perché l'ha vissuto anche in Thailandia una festa del genere, ma per altri motivi, e conoscendolo sarebbe molto felice, e magari qualche spettacolo pirotecnico l'avrebbe fatto. Ecco, qualche petardo l'avrebbe fatto esplodere, visto ricordiamo la grande passione di questo tredicenne per i petardi e per i motori. Sì, infatti ha un particolare, soprattutto in questo periodo, avrebbe accennato la sua passione per rally. Sì. E non avrebbe mai sdegnato di lanciare qualche petardo per far sentire la sua presenza, e soprattutto, anche se questo periodo è freddo, avrebbe chiamato tutti gli amici in bicicletta qui. Insomma, un ricordo bellissimo di questo ragazzo. Domani sarà davvero una grande giornata di preghiera, di riflessione e di festa, perché accanto al dolore estremo per la perdita di questo tredicenne pieno, carico di vita davvero, c'è davvero anche la voglia di ricordarlo sempre con il sorriso e con tutta la passione che metteva nelle cose che faceva il piccolo Stefano. Da Tortima di Lusiana Conco, Nicola, per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Manzato, Alessandro Costacurto, ovviamente al fratello di Stefano. Noi ritorniamo invece, allora dicevamo, a parlare dei furti e del Veneto assediato, la Marca trevigiana assediata. Lo ricordo, proprio stamattina il governatore Alberto Stefani ha lanciato questa proposta insieme al presidente di ANCI Veneto Mario Conte di andare da Piantedosi, dal ministro dell'Interno, per chiedere maggiori risorse e una collaborazione stretta proprio per i furti nelle abitazioni e non solo. Allora andiamo a Villorba, dove tra Villorba, San Biagio di Callalta e non solo, nella Marca trevigiana una raffica di colpi ancora una volta. Per fortuna che non ci siamo trovati davanti, perché può capitare di tutto quando ti incontri un ladro che sta all'interno della tua casa. Quindi prevale anche un po' il sollievo. Certo. Alla fine hanno fatto un disastro, hanno portato via un po' di roba, ma stiamo bene, quindi questa è la fortuna. Hanno agito indisturbati i ladri entrati in azione nel pomeriggio nella proprietà del noto architetto Tiziano Zanata, un grande parco nel quale ci sono 3 abitazioni. Siamo su una collaterale di via Montello a Villorba, al confine con la frazione di Venturali. A essere presa di mira è stata la villetta della figlia di Zanata, adiacente a quella del padre. Io ero in casa, avevo anche degli operai per casa, per quello che mia figlia non ha attivato l'antifurto, e il cane ha abbaiato. Sono andato a vedere dov'era, chi abbaiava, ma non ho visto niente, ma probabilmente in quel momento lì i ladri hanno visto me, quindi se ne sono usciti, sono scappati.
Un'azione... 10 minuti dopo, quando è tornata mia nipote da nuoto, ha trovato la finestra aperta, mi ha chiamato di nuovo e sono andato a vedere. La casa è sottosopra, all'appello mancano alcuni gioielli e monili, copione simile a quello che si ripete poco distante nell'abitazione di un altro volto noto, il legale Mauro Zanatta. Qui i ladri sono entrati dalla finestra del bagno dopo averla scassinata con un piede di porco. Ieri non c'erano le auto, per cui probabilmente hanno pensato che eravamo via tutti. In realtà c'era mia mamma che abita qui accanto e fortunatamente, dico io, non li ha visti, non è uscita e avrebbe preso paura probabilmente. La donna ottantenne stava stirando e in questo caso i ladri se ne sono andati a mani vuote, colpendo poi in altre abitazioni. Difficile tenerne il conto. Ieri sera sono usciti i carabinieri e mi hanno detto che nella stessa giornata di ieri ci sono stati altri furti. Poi altre persone che conosco qui in zona mi hanno riferito che ci sono stati furti proprio in questa via. Ma è uno stillicidio in tutta la Marca. A Olmi di San Biagio di Callalta, visitata la casa di un'anziana con la segnalazione nel vicino parco di uomini incappucciati, 3 in azione, un quarto che stava facendo da palo. A Oderzo finisce sui social il faccia a faccia di un residente. Non so se li vedete, ma quelli sono i ladri con le pile in mezzo al campo. Bene. A Fara di Soligo il sindaco Mattia Perencin corre ai ripari con un vademecum, troppi gli episodi anche nel quartier del Piave, compresi Pieve e Sernaglia. I consigli sono quelli di sempre: illuminare le case, collaborare con il 112, per il resto la speranza di tutti è soltanto una. Che vengano presi ma messi dentro per un bel po', non per 5 giorni o per 2 giorni. Sarebbe il minimo, diciamo. Sì, siamo al minimo. Poi ho sentito che ci sono diverse case, ieri sera sono passati su una decina di case qua della borgata, e quindi no. E 10 giorni fa sono passati a Povegliano, quindi questi qua hanno base qua vicino e vanno tutte le sere, vanno fuori a divertirsi. Intanto, sempre della Marca, e caccia aperta alle bande di predoni che in questi giorni hanno colpito nella Marca trevigiana. L'abbiamo raccontato anche la vicenda terribile di Chiarano e poi la notte di follia vissuta a Castagnole di Paese, sequestrati i mezzi usati per la spaccata. Lo ricorderete, il furgone poi lasciato sui binari che si è scontrato con il treno, e anche per questo si valuta l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il fatto, per le modalità con cui è stato consumato, ha destato certamente un allarme non trascurabile. L'impegno dell'Arma, certo, dal punto di vista investigativo, diretta alla Procura della Repubblica di Treviso, e certamente stiamo impiegando le migliori risorse per cercare di ricostruire la dinamica e cercare di individuare gli autori. Niente sarà lasciato al caso, assicura il comandante provinciale dei Carabinieri, nelle ore in cui si fanno serratissime le indagini sulla notte di follia vissuta in Feltrina, la spaccata al negozio di profumi del centro Liper di Castagnole, perpetrata con mezzi rubati alla vicina azienda edile Martini, mezzi usati sia per bloccare la strada al momento del colpo, sia per la fuga, culminata con lo scontro alle 5:30 del mattino tra un daily abbandonato e un treno regionale fortunatamente senza passeggeri a bordo. Poco distante dalle rotaie sulla strada sterrata anche un pesante ramo, forse tagliato appositamente dalla banda. Almeno 7-8 gli uomini entrati in azione, che potrebbero essere indagati, come filtra dalla procura, non solo per furto aggravato ma anche per l'ipotesi specifica di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il furgoncino travolto dal treno, peraltro, come vi avevamo riferito, sembra fosse stato ancorato con delle corde, anch'esse rubate ai binari. Su questo però stiamo facendo ancora ulteriori approfondimenti, che sono con l'autorità giudiziaria, per specificare meglio le motivazioni. Quel tratto ferroviario, fra l'altro, fino al giorno prima era chiuso, ci sono ancora degli approfondimenti. Quello che è certo è che i mezzi usati per il colpo, 2 camion, il daily distrutto sui binari e il fiorino diventato ariete nella spaccata, sono sotto sequestro, e che accurati esami dattiloscopici sono in corso, così come si scandagliano i sistemi della videosorveglianza di tutta l'area. Viviamo in una
provincia, dove ci sono tante risorse che vengono messe a disposizione che aiutano certamente l'operato delle forze di polizia anche dal punto di vista investigativo e repressivo. Il momento è delicato, lo stesso Ribaudo scatta una fotografia precisa citando l'assalto in villa a Chiarano in pieno giorno e con un 19enne in casa, l'allarme alle 10.33, l'arrivo delle pattuglie alle 10.39 con relativo concitato inseguimento. Sicuramente ci sono più bande, l'abbiamo affrontato tante volte questo argomento, i mesi di novembre e dicembre sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei fenomeni predatori, lo sono sul territorio della provincia, lo sono sull'intero territorio nazionale e soprattutto nel nord del paese. L'intervento di ieri a Chiarano è la dimostrazione di un presidio che cerca di fare un intervento immediato, siamo intervenuti in pochissimi secondi alla chiamata e comunque abbiamo evitato che il reato fosse protratto a ulteriori conseguenze. Insomma, si è evitato il peggio, dice il colonnello, che si rivolge anche alla cittadinanza sul tema sempre infuocato della certezza della pena. Non manchiamo occasione per assicurare alle persone che le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale sono certe e arrivano sempre e quindi nulla è vano dell'operato né delle forze di polizia né tantomeno dei tanti cittadini che collaborano con noi nel consentirci un'azione di prevenzione e repressione più adeguata ed efficiente. Un invito che facciamo in ogni circostanza è chiamare i numeri di pronta emergenza nella speranza di poter sempre offrire il servizio più immediato e tempestivo possibile. E per Natale siete mobilitati? Assolutamente, siamo tutti mobilitati per questo motivo. Questi non sono incidenti, sono atti criminali innanzitutto, perché arrivare a questo punto stiamo parlando di delinquenti e di fronte a dei crimini io non credo che ci possa essere un tipo di sicurezza, cioè ci troviamo di fronte veramente a delle persone deviate e a questi rischi è molto difficile far fronte, devo dire la verità. Una cosa è certa, nella notte di follia di Castagnole il bilancio dello scontro tra un treno regionale e il furgoncino abbandonato dopo una spaccata poteva avere conseguenze ben peggiori. Lo sa bene Alessandro Trevisan, una vita sui treni, è già sindacalista dell'Orsa. Di questo e di altro si è parlato a Preganziol nella giornata dedicata al genio ferrovieri. Se da un lato la digitalizzazione ha aumentato ulteriormente la sicurezza per chi viaggia su rotaia, dall'altro ha svuotato le stazioni con un aumento di vandalismi ed episodi criminali. Lungo la ferrovia sul Terraglio, ad esempio, più volte sono stati avvistati i ragazzini impegnati in giochi pericolosi e sfide social. Il presenziamento che è sparito del personale ferroviario nelle stazioni di linea ha determinato una desertificazione per cui oggi qualcuno può tranquillamente arrivare in una stazione disabilitata e fare quello che vuole. Una volta la presenza del ferroviere, considerato una volta una sorta di pubblico ufficiale, aveva la divisa eccetera, aiutava a evitare che ci fossero questi eccessi. Da vecchio ferroviere direi io tornerei al passato almeno perché questo presenziamento è sicuramente un deterrente. Ma per riempire le stazioni servono risorse umane ed economiche, l'appello è lanciato. Abbiamo delle stazioni che potrebbero essere utilizzate per il sociale che spesso sono chiuse, sono il ricettacolo di gente che si ripara alla bene meglio insomma. Non solo i furti, anche le truffe, soprattutto quelle informatiche, un'impennata davvero di vittime nel Trevigiano negli ultimi anni. Boom di truffe informatiche in provincia di Treviso che vede vittime gli over 65. Nel 2013 se ne contavano 116, 10 anni dopo 618, con un incremento del 41,7%, quintuplicate quindi in un decennio. L'allarme lanciato da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è un effetto collaterale dell'esplosione del digitale, soprattutto a partire dal Covid, spiega il suo presidente Armando Sartori. Inoltre segnala l'aumento progressivo della popolazione anziana. In provincia gli over 65 sono quasi 210.000, pari al 23,8% di tutti i residenti. Secondo lo studio dell'Associazione degli Artigiani sono 2.414 gli anziani vittime non solo di truffe informatiche ma anche di furti e rapine. Rispetto al periodo pre-pandemia a livello veneto la situazione conferma l'aumento dei crimini contro la terza e quarta età, con le frodi informatiche che rappresentano la vera emergenza. Dati che hanno spinto Confartigianato
artigianato, in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta entrando nella quotidianità di tutti, a dar vita ad un'azione educativa sull'utilizzo del digitale. L'artigianato, conclude Sartori, dovrà sempre più confrontarsi con l'innovazione e con i suoi rischi, compreso il cybercrime. Per questo stiamo incrementando le occasioni di informazione e formazione ai nostri imprenditori. Le truffe, i furti, il degrado, controlli potenziati nei 10 comuni della Federazione del Campo Sampierese. Gli agenti della polizia locale hanno pattugliato il territorio nelle ore pomeridiane e scoperto un nuovo bivacco nella area dello scalo merci della stazione ferroviaria di Campo San Piero. Tra le 17 e le 20 è in questa fascia oraria che sono stati potenziati i controlli della polizia locale nei 10 comuni della Federazione del Campo Sampierese, colpiti in questi giorni da una serie di furti. Nell'ambito di questi, nell'area dell'ex scavo merci della stazione ferroviaria di Campo San Piero, è stato scoperto un nuovo bivacco, durante il quale è stato fermato un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sanzionato e nei suoi confronti è stato emesso un DASPO, una misura di allontanamento dal territorio comunale, il terzo elevato nell'ultimo mese. Controlli sono stati compiuti anche ad Arsico e Cavino di San Giorgio delle Pertiche, dove è stato controllato un furgone con targa rumena, risultato regolare, per poi spostarsi a Villa del Conte. Controlli potenziati nelle fasce pomeridiane per tutto il mese di dicembre, precisa il comandante della federazione Antonio Paolocci. E sempre a Padova, controlli antidroga in zona Arcella, la polizia arresta uno spacciatore pluripregiudicato che nascondeva la droga in un luogo, in una zona, diciamo, particolare. Fermato durante un controllo antidroga in zona Arcella, un 22enne del Burkina Faso nascondeva lo stupefacente nelle mutande. La scorsa notte lo straniero stava camminando in via Avanzo quando è stato intercettato da una pattuglia delle volanti impegnate nei controlli sul territorio. Il giovane senza documenti è stato portato in questura perché risultava avere numerosi precedenti per spaccio. Nel 2023, la scorsa primavera, era stato anche arrestato. Durante il trasporto in volante, gli agenti insospettiti dal forte odore di hashish hanno deciso di perquisire il giovane e una volta arrivati in questura durante il controllo personale hanno rinvenuto nascosto negli slip del giovane un involucro con 15 grammi di sostanza stupefacente e circa 700 euro in contanti. Il 22enne è stato arrestato. Parliamo spesso anche di baby gang, parliamo di disagio giovanile. Purtroppo negli ultimi tempi a colpire i giovani è anche un'altra piaga sociale, quello della ludopatia. Il gioco online, chiaramente quello legato alle scommesse, sta prendendo piede in maniera importante. Siamo quasi al 50% del giocato in Italia, che si parlano di 157 miliardi. Ecco, i dati sono molto preoccupanti, il Veneto ancora tiene rispetto al gioco fisico, rispetto al gioco online, però il gioco è preoccupante. È dunque impressionante la cifra giocata dagli italiani, quasi 3 volte superiore alla spesa per l'istruzione e per la sanità pubblica, un fenomeno in crescita che coinvolge sempre più le giovani generazioni anche nel Vicentino. Sono in crescita e i numeri innanzitutto quelli dei soldi che vengono giocati. A Vicenza nel 2025 saranno circa 250 milioni di euro. E a fronte di questo bisogna vedere che ci sono anche almeno quarantina di milioni che sono persi, no? Perché si dice sempre quello che viene vinto, ma non viene mai detto quanto viene perso. Vicenza si caratterizza un po' perché da noi, rispetto alle altre province venete, c'è soprattutto ci sono le scommesse online. Le scommesse online sono molto diffuse, mentre molto meno sono ormai i giochi fisici come il bingo, non ci sono quasi più. Durante il seminario regionale Fuorigioco, oltre a evidenziare il focus sulle ludopatie, i siti illegali e le prospettive per contrastare il gioco d'azzardo, vera e propria piaga sociale, anche la presenza di testimoni d'eccezione come Daniele Orsato, ex arbitro internazionale di calcio. La mia testimonianza io non me ne intendo perché sono totalmente estraneo, io ho portato solamente il mio messaggio che io credo nella cultura della famiglia, del lavoro. I soldi servono per mantenere la famiglia e dare un futuro ai nostri figli. Tutto quello che facciamo, io parlo da genitore, tutto quello che facciamo noi genitori è solo ed esclusivamente per il futuro dei nostri figli. Non credo che ci siano scorciatoie per fare cose facili. Pochi istanti di pubblicità, lasciamo la cronaca per il momento, ripartiremo dall'apertura del cruciale sottopasso di via Asiago a Cassola e quindi prende forma la bretella della
statale 47 che transita proprio a sud di Bassano. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. I tecnici che ho sentito prima di fare il sopralluogo sulla statale 47 mi dicono: entro un anno, Ministro, i cittadini avranno il cantiere chiuso ed entro un mese da oggi sarà aperto anche il sottopasso. Era il 7 novembre e nei nostri studi il ministro Matteo Salvini aveva dato questa tempistica pienamente rispettata, anche con 2 giorni di anticipo. Sono circa 200 metri di strada che collegano la rotatoria tra via Colombo e via Capitelvecchio alla rotatoria oltre la ferrovia che intercetta via Asiago. In pochi minuti dall'apertura il traffico è iniziato a scorrere, superando quello che era di fatto un tappo per tutta la viabilità del Bassanese. È uno sbocco importantissimo da un punto di vista strategico, anche per il completamento della bretella ANAS che si sta costruendo, perché aprendo questo tratto sarà possibile poi andare ad intervenire su altri tratti che in questo momento sono in fase di completamento e quindi andare avanti con l'opera. Solo alla fine del 2026 tutta la variante, oggi costruita solo in alcuni tratti non connessi tra loro, sarà interamente percorribile da est a ovest, da Fellette a Bassano, evitando quindi tutto il centro urbano. E sappiamo che si tratta di un'opera che viene realizzata all'interno di un territorio ampiamente urbanizzato, nella quale ci sono notevoli infrastrutture e sottoservizi da rispettare, da mantenere la continuità appunto dei servizi stessi, e quindi questo ha complicato in passato l'attività di realizzazione della strada e speriamo non continui a ritardarne il completamento. Resta da sistemare la viabilità connessa al vicino supermercato, che in quel punto prevede solo l'ingresso e non l'uscita. Il nuovo sottopasso agevola anche i mezzi di soccorso. Di sicuro anche per l'ambulanza, anche per i pompieri, questo sarà indubbiamente un passaggio importante. Siamo rientrati dunque parlando di viabilità e continuiamo a parlare di viabilità con lo sblocco per la A31 con Stefani e Fugatti che trovano l'accordo sul nuovo tracciato con sbocco a sud di Trento per costruire l'infrastruttura attesa da mezzo secolo. La Valdastico Nord torna al centro della scena dopo anni di stop, sentenze, resistenze politiche e ambientali. Adesso c'è un tracciato condiviso. La svolta arriva da Trento, dove il neogovernatore del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato il presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, in quello che potrebbe essere il primo vero passo verso lo sblocco dell'opera dopo mezzo secolo di impasse. Il punto chiave è lo sbocco. Non sarà più a Rovereto Sud, ma a Besenello, a sud di Trento, lungo un collegamento ritenuto più funzionale e meno invasivo sul piano ambientale. È il punto su cui il Consiglio di Stato nel 2019 aveva bloccato il precedente progetto. Oggi però la provincia di Trento ritiene di poter superare quel no, sfruttando una progettazione non più frammentata in lotti. Una novità politica rilevante, favorita dal clima di collaborazione tra Stefani e il ministro Matteo Salvini da una parte e Fugatti dall'altra. Stefani parla di volontà comune di procedere in tempi certi, ribadendo che la A31 è una infrastruttura strategica non solo per il Veneto, è decisiva per la competitività delle imprese, per alleggerire la Val Sugana e per dare continuità al corridoio autostradale che da Vicenza punta verso il Brennero. Fugatti definisce i prossimi passaggi, dalla definizione operativa del tracciato alla ripresa delle progettazioni fino al confronto col Ministero delle Infrastrutture entro febbraio. Intanto, Confindustria Vicenza, col presidente Barbara Beltrame Giacomello, plaude alla svolta. Per la prima volta dopo molto tempo l'opera torna sul binario politico stabile. Veneto e Trentino viaggiano nella stessa direzione. A Montecchio Precalcino adesso con il Consiglio Comunale straordinario questa mattina sul piatto c'è il caso Silva, la cava dove sono stati conferiti i materiali
della Galleria della Pedemontana contaminati dai PFAS. Sul posto per noi questa mattina a Montecchio Daniele Garbin e Andrea Benetti. Montecchio Pecalcino si è appena concluso un consiglio comunale straordinario sulla Silva, molto coincidato come il sindaco Parisotto. Insomma, perché è stato convocato questo consiglio comunale straordinario? È stato convocato perché innanzitutto ci eravamo impegnati a passare in consiglio comunale per dare un atto di indirizzo al sindaco su cosa rispondere in sede di conferenze e servizi. E quindi, visto che la conferenza di servizi è stata convocata per martedì prossimo, sì, alle 15 del pomeriggio, abbiamo fatto questo consiglio urgente appunto per dare l'atto di indirizzo a me e da esprimere il voto in conferenza di servizi. Ecco, cos'era contestato, cos'era dell'oggetto della contesa, cosa era stato richiesto? Vediamo anche la partecipazione di tanti cittadini e anche dei comitati. La grossa preoccupazione e il motivo per cui noi possiamo esprimerci anche contrariamente è la viabilità, il traffico. Altre motivazioni sono quelle che non abbiamo ancora ricevuto risposte a tutte le osservazioni presentate, che però sappiamo essere ancora in fase di studio a parte della Commissione VIA, che si riunirà invece il martedì mattina. Quindi su quello presumo ci daranno le risposte nel pomeriggio. Parliamo della Silva? Parliamo sempre della Silva, comunque sarà il progetto Silva. Ecco, di questo quali sono appunto a breve le prospettive? No, le prospettive a breve non ce ne sono, perché comunque se danno il via libera alla realizzazione di questo impianto si parlerà di qualcosa che andrà avanti 2 o 3 anni minimo sicuramente. Quindi a breve non ci sarà. Per concludere, a questo punto cosa succederà? Adesso aspettiamo allora il prossimo appuntamento. Adesso aspettiamo intanto martedì pomeriggio che vedremo per quanto riguarda conferenze e servizi quale sarà la decisione della conferenza intera, dove partecipano più enti, e poi da là si vedranno che passi fare. Dall'ambiente alla sanità, con la denuncia della UIL a Venezia, turni da 12 ore per gli infermieri dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, e i sindacati dicono gli operatori sottopagati abbandonano l'hub ospedaliero per andare a fare i cassieri. Gli operatori sono stanchi e non trovano soluzioni. Oltre a un esaurimento fisico siamo di fronte anche a un esaurimento emotivo. Infatti i dati parlano chiaro, c'è proprio un abbandono delle professioni sanitarie. Chi può scappa. Mi trovo infermieri con una laurea in tasca che decidono di andare a fare i cassieri sul supermercato. Turni fino a 12 ore, a volte 12 giorni consecutivi di lavoro per sopperire alla mancanza di organico. La denuncia arriva dalla UIL di Venezia. Il sindacato si fa portavoce degli infermieri dell'ospedale all'Angelo di Mestre, stremati da una condizione non più sostenibile. Si fa riferimento soprattutto agli infermieri di area medica. L'amministrazione, per garantire la continuità assistenziale, sottopone infermieri anche a 12 ore di servizio continuativo, turni massacranti, continui richiami in servizio. A questo si aggiunge anche il rischio veramente per la salute del personale, ma soprattutto anche quella dei pazienti che sono ricoverati. Qualità delle cure che si riflette anche sulle ore che ogni infermiere può dedicare ai pazienti. Sono gli stessi a lamentare che il tempo è sempre più contingentato e dunque a risentirne è anche il livello di assistenza. Per quanto riguarda le aree mediche sono previsti 190 minuti, che sono circa 3 ore a paziente al giorno. Una cifra veramente irrisoria. L'hub di Mestre deve avere una taratura diversa rispetto agli ospedali spoke, perché gravitano in quell'ospedale tutti i pazienti più gravi che hanno bisogno di cure particolari. Quello che succede a Mestre non è altro che quello che succede in giro per la regione e anche oltre la nostra regione, perché ci sono situazioni che stanno esplodendo ovunque. C'è un malcontento, c'è una difficoltà e c'è una poca attrattività della professione. Nessuno più vuole fare l'infermiere. Bandito nei giorni scorsi un nuovo concorso per gli infermieri, ma questo, sottolinea il sindacato, non basterà a coprire il turnover. Per l'Ustra è serenissima, sono previsti solamente 80 infermieri. Si possono assumere solamente, la regione ha dato autorizzazione per assumere solamente 80 infermieri che peraltro verranno assunti di colpo, ma dopo ci sarà la necessità di sostituire quelli che vanno in pensione. A questo si aggiunge anche l'entrata in funzione delle case di comunità. Ci sarà la necessità di riempire questi contenitori, perché per ora è stato semplicemente creato appunto un contenitore, ma se restano scatole vuote significa che è proprio un buco nell'acqua. Dalla UIL alla CISL, che sarà in piazza il 13 dicembre per chiedere le modifiche alla manovra del governo Meloni.
Pensiamo che vadano migliorati gli interventi sulle pensioni, soprattutto sulle pensioni delle persone più fragili, vada assolutamente scritto nella norma che riguarda la defiscalizzazione dei contratti di primo livello che devono essere quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e allargata alla platea, perché altrimenti rischiamo di tenere fuori diversi lavoratori. La CISL non boccia in blocco tutta la finanziaria, nella quale vede ad esempio una certa attenzione al ceto medio e un rafforzamento seppur non risolutivo delle assunzioni di medici e infermieri. Il sindacato però scenderà comunque in piazza il 13 dicembre per chiedere miglioramenti di ciò che non va. L'appuntamento di Roma, in cui è prevista anche una folta rappresentanza veneta, rappresenta il culmine della campagna di mobilitazione Il cammino della responsabilità. La manovra è il primo tassello di un grande patto, una grande alleanza che noi abbiamo proposto al Paese, alle parti riformiste del Paese, quindi alle altre parti sociali, alle parti imprenditoriali e al governo, per traghettare il nostro Paese fuori dalle secche nelle quali si trova, ma soprattutto per gestire la fase che va oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un modello di concertazione per unire le forze verso obiettivi comuni che ha un suo corrispettivo anche in Veneto. Dalle prime affermazioni che ha fatto il nuovo Presidente noi siamo molto fiduciosi che abbia colto il valore della proposta che abbiamo fatto, perché la nostra è complementare a quella nazionale, ovviamente dimensionata sul livello regionale, e il Presidente Stefani, devo dire che la prima uscita che ha fatto a Job Orienta è venuto al nostro stand e ha detto che lui condivide l'idea del Consiglio regionale dell'economia e che si farà. All'orizzonte c'è però già un interrogativo che genera più di una preoccupazione. Cosa accadrà alla nostra economia una volta esauriti i fondi del PNRR? Temiamo che finito l'effetto del PNRR ci sia il rischio di ritornare indietro, e invece noi pensiamo che bisogna avanzare, ed è per questo che al governo abbiamo proposto il patto della responsabilità. Già a luglio nel nostro congresso il Presidente del Consiglio Meloni ha aperto alla possibilità di ragionare, di discutere, per cui noi rilanciamo ancora una volta questa esigenza. Così dunque la CISL. Lasciamo invece l'ambito del lavoro e della manovra e torniamo a parlare di Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questa mattina la partenza della Fiamma Olimpica a Roma con la prima staffetta dell'asso del nuoto Gregorio Paltrinieri. Ieri la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica, proprio a Roma la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Milano e Cortina, capitali dello sport, nelle prossime settimane renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti, e l'intera Italia sarà accanto a loro. Sono da poco passate le 12 quando Sergio Mattarella suggella l'inizio di un percorso che in 2 mesi porterà Milano e Cortina sotto gli occhi del mondo. Quella torcia accesa la si aspettava dal 24 giugno 2019, quando a Losanna il verdetto del Comitato Olimpico Internazionale fece esplodere la festa. 6 anni dopo, il percorso della Fiamma Olimpica inizia il suo viaggio, che la porterà a toccare 110 province e 12.000 chilometri, passando di mano in mano ai tedofori. Partenza da Roma. In Veneto la prima tappa sarà la numero 42 a Verona il 18 gennaio, poi Vicenza, Padova, Venezia, Belluno e Cortina il 26 gennaio. Accanto al capo dello Stato, tra gli altri, la presidente del CIO Kirsty Coventry, la premier Meloni, non solo vetrina mondiale indotto economico, Mattarella celebra lo sport come messaggio globale di fratellanza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi. E più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli. La pace è iscritta nel DNA olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile. Anzi, speriamo di più, che i 2 mesi che ci separano dall'avvio dei giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza
che seminano paura, morte, devastazione. E dal Capo dello Stato una dedica speciale alla regina delle Dolomiti. Cortina torna città olimpica dopo 70 anni. Il mondo corre velocemente da allora. Fu la prima Olimpiade invernale trasmessa dalla televisione. Immagini in bianco e nero e tuttavia, lo ricordo personalmente bene, piene di fascino, una porta sul futuro. Per la prima volta nella storia dello sport, allora fu una donna, campionessa di sci, Giuliana Minuzzo, a leggere il giuramento olimpico. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta proprio nelle conquiste che reca alla comunità. Ancora pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta all'ultima parte di Focus TG, parliamo del ponte dell'Immacolata. Chi lo dice che d'inverno zone come il litorale possano soffrire dal punto di vista turistico? Le cifre delle prenotazioni a Jesolo dicono tutt'altro. Abbiamo circa una 60ina di alberghi aperti in questo momento. Io penso che raggiungano dei tassi di occupazione di quasi tutto esaurito, cosa che sembra molto strana in questo periodo. Alberghi pieni a Jesolo nel mese di dicembre fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impossibile. Sulla costa una volta al massimo si parlava e si mirava al cosiddetto allungamento della stagione estiva. Oggi invece si parla apertamente di nuova stagione ed è qualcosa che è stato reso possibile soprattutto attraverso l'organizzazione e la promozione di grandi eventi. Possiamo dire che dicembre inizia alla grande con i mondiali di karate giovanile e quindi con un tasso di occupazione importante, perché circa 4.000 atleti con tutto l'indotto e quindi con familiari, mamme, genitori in genere che li seguono. Jesolo non è da sola, eventi in grado di suscitare interesse ed esercitare un richiamo turistico prima sconosciuto in questa parte dell'anno avvengono anche in altre località del litorale. Un'operazione nella quale, secondo Contarini, occorre fare squadra anche con gli enti pubblici. Si accresce quello che è l'appeal di Jesolo, che sappiamo già essere forte, ma che necessita di continuare ad essere forte e a crescere. Abbiamo visto che con l'apertura dei servizi sanitari sulla spiaggia viene gradita in maniera maggiore la passeggiata sulla spiaggia e questo ci dimostra che sono proprio i servizi a fare grande la località stessa. Restiamo nel veneziano con una bella sorpresa per tanti bambini questa mattina all'aeroporto di Venezia grazie al reparto volo della Polizia di Stato. Ed è arrivato Babbo Natale all'hangar della Polizia di Stato nella sezione degli aeroportuali ed è proprio qui che i bambini hanno incontrato proprio Babbo Natale. È arrivato con l'aereo messo a disposizione proprio dalla Polizia, ha portato doni non solo per i figli dei colleghi dei poliziotti ma soprattutto per i bambini che sono nelle case famiglie. Sono tante le associazioni che hanno aderito a questo programma, a questa iniziativa e a questo progetto, in primis Save the Children ma anche tutte le associazioni delle case famiglie del territorio e delle grandi aziende che hanno messo a disposizione doni, hanno portato dolciumi, hanno portato album da colorare e ci sono i folletti che hanno animato tutta la mattinata proprio in attesa di Babbo Natale. Allora sentiamo le voci dei bambini ma soprattutto di chi questa Avevi paura di questo viaggio in aereo? Un pochino, perché sai, io non sono tanto abituato a fare i viaggi in aereo. Con le renne me la cavo molto bene, ma comunque dai, è andata più che bene. Dai. Sono stato contento quando che dall'alto ho visto tutti i bambini che mi salutavano. Ciao babbo! È una
giornata bellissima, questa è la festa di Natale della Polizia di Stato, è una festa in cui noi coinvolgiamo tutti i bambini orfani e delle case famiglia del Veneziano per donar loro, grazie al prezioso supporto di una serie di ditte più o meno grosse del territorio, per donar loro una giornata di spensieratezza. Babbo Natale è una persona gentile, quindi porterà a tutti. Cosa insegna Babbo Natale, soprattutto questa giornata che condividete anche con tanti bambini diversi? Insegna che siamo tutti uguali e quindi che non fa differenze una persona, quindi comunque anche noi dovremmo sempre essere insieme, non facendo differenze. Fate i bravi. Ciao a tutti e buon Natale a tutti. E con le raccomandazioni di Babbo Natale ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.